Il giorno del Mose, oggi il test alla bocca di Porto del Lido, tutte le 78 paratoie si sono alzate, il Premier Conte e il governo qui per testare l'andamento dei lavori. Riportare il magistrato alle acque a Venezia, così il presidente della regione Luca Zaia nel corso delle prove generali del funzionamento del Mose a Venezia. La contestazione degli attivisti contro la grande opera si trasforma in una battaglia navale con le forze di polizia, in bacino inseguimenti e speronamenti tra le imbarcazioni. Dopo lo scempio della corruzione finalmente il Mose sorge dalle acque, ora si spera che già l'autunno l'acqua alta sia fermata, il commento del direttore Baccialli. Amianto in quartiere Aretusa, laterale di Viale San Marco a Mestre, la scoperta durante i cantieri per il rifacimento della piazzetta. Il vicepresidente della municipalità ne chiede la bonifica. Principio di incendio in azienda di prodotti chimici industriali in via Borgo Pezzana a Mestre, massiccio intervento dei vigili del fuoco, accorsi con autopompe e 14 mezzi. Allerta meteo per le prossime ore, secondo previsioni della Protezione Civile del Veneto, il maltempo già da questa sera per la giornata di domani interesserà la nostra regione, in particolare le fasce della Pedemontana. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In apertura il Mose, questa mattina il test nell'isola artificiale alla bocca di Porto del Lido, tutte 78 le paratoie delle dighe mobili si sono alzate, presente il Premier Conte e diversi ministri. Il governo è qui per testare l'andamento dei lavori, ha detto, ma sentiamo il primo servizio dai nostri inviati. Hanno appena annunciato che il test è perfettamente riuscito. Vedete alle mie spalle si sono alzate queste paratoie, qui ci troviamo dalla parte di San Nicolò. Per la prima volta il sistema di 78 dighe mobili è entrato in funzione alle tre bocche di Porto del Lido di Venezia, separando la laguna dal mare. Ed è stato proprio il Premier Conte a premere il bottone per dare il via al test. Questa non è una cerimonia di inaugurazione, quindi lo chiariamo. Noi siamo qui per un test, quindi non siamo per una passerella, siamo per un test, perché il governo, come ha già fatto, è stato ricordato in precedenza, vuole toccare con mano e verificare l'andamento dei lavori. Conte ha evidenziato come le operazioni siano state accelerate dopo l'acqua alta eccezionale dello scorso 12 novembre, aggiungendo che ci saranno importanti risultati già a partire dal prossimo inverno. Questo Mose va completato e dobbiamo fare in modo che non abbiamo altri strumenti, che il prossimo autunno inverno ci sia uno strumento di salvaguardia. Oggi quindi noi siamo qui augurandoci che questo strumento quest'opera possa funzionare e possa rispondere all'obiettivo per cui è stata progettata. Noi non potevamo mancare oggi, anche per la coerenza di quella sera del 12 di novembre, di quello che abbiamo detto, di quello che abbiamo condiviso. C'era il Presidente del Consiglio, non c'era solo un ministro di campagna come me, ma c'era il Presidente del Consiglio quella sera. Ci siamo presi degli impegni e in una giornata molto più bella, no? Anche in una giornata dove possiamo respirare a 1 metro di distanza senza mascherina, con un inverno alle spalle drammatico anche per il Veneto, soprattutto per il Veneto come per le zone dove vivo io, ci possiamo dire che molte di quelle cose, nonostante questo inverno, molti di quegli impegni pubblici e privati, Sindaco, sono stati mantenuti. Presenti questa mattina insieme al Premier il Ministro dei Trasporti De Micheli, il Commissario Spitz che ha aperto la giornata, il Provveditore Zincone, il Sindaco Brugnaro e il Presidente Zaia che ha fatto una precisa richiesta. Se lei, Presidente del Consiglio, volesse veramente fare un grande dono al Veneto, potrebbe rivedere una scelta infelice, improvvida del governo Renzi del 13 giugno del 2014, esattamente 13, 4, 6, esattamente 9 giorni dopo gli arresti del Mose. Il governo Renzi in quell'occasione, il 13 giugno, ha decretato la fine del magistrato alle acque, nato nel 1501 in questa Repubblica. Io direi che è ora di ripristinare questo ragionamento, di portarlo avanti e di dare la gestione al Comune, perché penso che sia
l'occasione migliore. Qualcuno dice questa è volontà di portare a casa. No, penso che se c'è la quarta è giusto che il sindaco risponda ai cittadini. Bisogna accelerare la fine del protocollo dei fanghi, così il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, ma sentiamo l'intervista. Cosa che ritengo giusta è che ci fosse Bella, che ci fosse qui a fianco a me il Presidente Zaia, e in questo senso penso che la Regione col Comune ha dimostrato massima collaborazione, diversamente da quello che succede in altri territori dove magari a governare è il contrario, c'è gente che cammina sempre sulle proteste. Noi questo non lo facciamo, sarebbe strumentale ed è ingeneroso non riconoscere i meriti al commissario Spitz, a tutti i tecnici, al provveditorato, a tutti quelli che stanno lavorando in silenzio. E poi il governo ha detto grazie perché hanno promesso di finanziare l'opera, l'hanno fatta e soprattutto abbiamo accelerato. Nel ringraziare il governo per aver mantenuto gli impegni presi dopo essere stato a Venezia in occasione della quarta eccezionale dello scorso 12 novembre, il sindaco Brugnaro ha evidenziato come in realtà ci sia un ritardo su altre questioni, a partire dalle grandi navi. La città sta soffrendo moltissimo, soprattutto anche sta soffrendo la pianificazione, perché le navi non si pianifica oggi per domani, è una pianificazione avanti di anni. E questa cosa le abbiamo spiegate in tutte le salse, però ripeto, voglio continuare a fare pressione senza fare fallo, perché andare in battaglia contro probabilmente anche persone che non so se se ne intendono tanto di sta roba e forse non sono neanche state ben consigliate forse dalle loro stesse strutture, perché sennò si fa fatica a non comprendere questo. Il test di questa mattina è stata l'occasione anche per un focus sul problema dell'accumulo di sabbia sotto le paratoie della bocca di porto del Lido. Il protocollo fanghi è pronto, ha dichiarato il ministro De Micheli, e nel DL Semplificazioni c'è una norma sul profilo attuale e futuro della gestione del Mose. Guardate, il Mose, la novità che pochi secondo me sanno apprezzare è che non ci vogliono più 4 ore per aprirlo come sembrava all'inizio, ma adesso ci vogliono 40 minuti. È una cosa incredibile perché è come una porta, se funziona realmente quando sarà il momento a regime, 40 minuti per aprirlo, per chiudere diciamo le acque e poi 40 minuti per chiuderlo, è tutta un'altra storia, cambia completamente, perché è come dire, quando apri, quando chiudi una porta, una nave che ritarda la mareggiata comunque non esci con la mareggiata e dopo devi aspettare quell'ora in più. Non sono più le navi bloccate di cui avevamo problemi. Ecco perché insisto che bisogna scavare i canali, perché il porto può diventare una grande risorsa vera. È che è tutto incrociato. Vi faccio un esempio, quelle buche di porto, vedete lì, proprio quella è quella che ha avuto il problema quando è ritornata in sede, no? Perché c'è stata andata la sabbia, proprio quella, le altre non hanno avuto nessun problema. Cosa succede? Che un po' più avanti lì ci sono delle motte di sabbia. Se sposti la telecamera per vedere il faraglione in fondo, prova a vedere. Vedi quel faraglione lì? Sì. Ecco, lì ci sono delle motte di sabbia, difatti si chiama punta sabbioni questa. Col protocollo fanghi possiamo toglierle. Ecco. Paradossalmente avremo la sabbia gratis per fare il ripascimento, per mettere magari la sabbia dove invece le mareggiate l'hanno tolta. Tutto a gratis. Però senza il protocollo fanghi neanche quello puoi fare. Ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, Conte, nella sua visita in Laguna questa mattina ha voluto ritagliarsi anche uno spazio per tornare nell'isola di Pellestrina che aveva visitato lo scorso 14 novembre dopo la drammatica acqua alta per verificare di persona lo svolgimento dei lavori e l'effettivo arrivo dei rimborsi. Eccolo. 239 giorni dopo, il Premier Giuseppe Conte ha voluto ritagliarsi uno spazio della sua visita in Laguna per tornare a Pellestrina. Quando vi era sbarcato per la prima volta il 14 novembre, aveva trovato l'isola travolta dall'acqua alta, stremata ma non spezzata. Da quel giorno passi in avanti concreti e tangibili ci sono stati. Grazie per la sua presenza. La presenza è poco, dobbiamo risolvere i problemi. Wow. Grazie per la sua presenza, perché si vede che il Stato c'è. C'è stato. Questo è importante. Conte, accompagnato dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, il veneziano Andrea Martella, ha voluto incontrare i residenti e visitare alcune delle case che aveva visto danneggiate dall'alta marea. Ci tenevo che vedesse quello che ancora manca, il muretto che c'è a mare, può far parte delle opere di compensazione, le fasole la diga che c'è da alzare, no? La diga da alzare un po' perché si è abbassata negli anni, ma soprattutto volevo che si rendesse conto della voglia e dell'amore di queste persone per la loro terra. E qui una volta tanto loro hanno visto
cioè che tutti insieme non si può dare, tu dai lì fiducia. L'arrivo di Conte in isola alle 13:25, in ritardo rispetto alla tabella di marcia, una visita che avrebbe dovuto durare 20 minuti appena e che invece si è prolungata per quasi un'ora. Potrebbe essere pericoloso dalle prossime alluvioni, appunto bisogna essere protetti anche per quanto riguarda la parte del scirocco e la parte del mare. Quindi sono stati di parola, sono venuti, e un ringraziamento anche per i risarcimenti, perché molte persone, molti cittadini veneziani, ma anche di Pelestrina, hanno ricevuto appunto il risarcimento. Al fianco dei cittadini anche il presidente della municipalità del Lido e Pelestrina, Danny Carella. Questi aiuti effettivamente sono arrivati perché i rimborsi, grazie alla struttura commissariale, stanno venendo erogati alle famiglie che avevano perso tutto. Va altresì detto che anche i lavori di protezione idraulica dell'isola stanno progredendo, ad esempio il muretto di rialzo, il muretto di protezione dell'isola sta venendo rialzato progressivamente. E non sono mancate questa mattina le contestazioni alla grande opera del Mose con gli attivisti del comitato capeggiati dal loro leader, il veneziano Tommaso Cacciari, una vera e propria battaglia navale in bacino San Marco. Vediamo. La protesta del movimento No Mose sfocia in una battaglia navale con le forze dell'ordine in pieno bacino San Marco. Così il giorno della prova generale del sistema di dighe mobili si trasforma anche nel giorno della contestazione. Ci siamo radunati in bacino e abbiamo accerchiato una motonave di addetti al sistema che si recava verso la bocca di porto di Malamocco, dice Tommaso Cacciari, leader degli antagonisti veneziani. Attivisti che hanno cercato di infrangere il blocco delle forze dell'ordine, non riuscendoci. 20 barche hanno raggiunto a San Zaccaria la motonave su cui viaggiavano membri del Consorzio Venezia Nuova e alcune rappresentanze. Da lì le imbarcazioni degli attivisti e delle attiviste si sono dirette verso la bocca di porto di Lido per raggiungere il luogo della cerimonia. Qui erano presenti il Premier Conte, il governatore del Veneto Zaia e il sindaco di Venezia Brugnaro. All'altezza di Sant'Andrea le imbarcazioni sono state però bloccate da un ingente dispiegamento di forze dell'ordine presenti, via acqua e via aria. Da qui quella che è stata ribattezzata la battaglia navale, con oltre un'ora di inseguimenti e pseudo-speronamenti tra le barche di attivisti e quelle delle forze dell'ordine. Dopo lo scempio della corruzione, gli arresti, oggi il Mose è tornato a risorgere dalle acque. Si spera che già in autunno possa salvare Venezia dall'acqua alta. Sentiamo quindi il commento del nostro direttore Luigi Baccialli. Buonasera. Quando questa mattina abbiamo visto sollevarsi dalle acque della laguna alcune delle paratoie del Mose, abbiamo pensato a tutto quello che abbiamo visto in questi ultimi 20 anni, diciamo dal giorno della prima pietra posata dall'allora Presidente del Consiglio Berlusconi. Abbiamo visto pantegane che nuotavano, squasse che navigavano nei campi e nei campielli, i turisti con i sacchi della spazzatura improvvisando degli stivali. Abbiamo visto di tutto, abbiamo visto anche chi la prendeva alla leggera facendo sci nautico o nuotando con la muta in piazza San Marco. Però abbiamo pensato soprattutto con i colleghi che hanno vissuto queste acque alte, proprio che le hanno seguite nei giorni delle emergenze, abbiamo pensato soprattutto a coloro che abitano e abitavano a piano terra, quindi residenti a Venezia, quei pochi che sono rimasti, ma anche i commercianti, i negozianti, tutti coloro che si sono dovuti scavare una fossa all'interno dei loro negozi, hanno messo le pompe di sentina come sulle barche, si sono trovati con l'acqua alla cintola, hanno dovuto, soprattutto durante l'ultima acqua altissima di 1,87, buttare via frigoriferi, lavatrici, apparecchiature varie, hanno visto inzupparsi i materassi, distrutti i mobili, le pareti e hanno chiesto giustamente un risarcimento dei danni che a molti è stato concesso. Però ecco, bisogna pensare soprattutto a queste persone, a questi veneziani che hanno visto che cos'è il dramma di avere l'acqua alla cintola, di stare in ammollo non una volta l'anno, ma più volte l'anno, perché le acque alte fanno notizia quando sono eccezionali, ma ce ne sono state tante, almeno 5
all'anno e ogni acqua alta anche di 1,30, 1,40 ovviamente allaga una gran parte della città. Oggi miracolo, il Mose dopo decenni di fallimenti, di silenzi assordanti, di rinvii, pensate quante volte è stata rinviata l'inaugurazione, prevista e rinviata l'inaugurazione del Mose, non so da quanti presidenti del Consiglio. Infine, adesso, miracolo, cosa è successo? Improvvisamente il Mose si solleva. Non è detto che funzioni, per carità, questa è stata una prova, ma già il fatto che si siano sollevate tutte le 78 paratoie contemporaneamente sulle varie bocche di porto vuol dire molto, vuol dire, come ha detto la commissaria Spitz, che forse potrebbe già essere utilizzato in autunno. Pensate alle persone che hanno visto le loro esistenze distrutte dalle acque alte, come hanno vissuto questa giornata che può considerarsi storica, sempre che appunto poi questo sistema funzioni. Cosa dobbiamo fare a questo punto? Dobbiamo rinunciare a vederlo funzionare? Ormai è completata l'opera, c'è chi fa le battaglie navali, i no Mose oggi hanno combattuto battaglie navali con gli uomini della pubblica sicurezza, insomma sono cose drammatiche. Cosa facciamo? Rinviamo ancora, lo fermiamo, lo blocchiamo? A questo punto va finito e vedremo se funzionerà. Di chi è stato il merito? C'è stato il modello Genova, diciamo che questo è stato un modello Venezia, perché il presidente Zaia, una volta tanto, dopo i fallimenti dei commissari, una volta tanto è arrivato un presidente che ha nominato 2 commissari con gli attributi, sono Luigi Brugnaro e la commissaria Spitz, che dopo la tragedia del 12 novembre scorso hanno deciso di accelerare i tempi. E questo significa che quando si vuole, quando non si mettono di mezzo i burocrati, quando i commissari non litigano, quando non saltano fuori i comitatoni con 40 persone, ognuno dice la sua, ognuno vuole imporre la propria legge, alla fine le grandi opere si possono fare e si può salvare una città fragile e delicatissima come Venezia. Quindi finalmente è stata imboccata la strada giusta. C'è chi dice adesso speriamo che poi possano tornare sul fondo, vedremo adesso nelle prossime ore se ci saranno problemi, però in autunno è già molto sapere che se dovessero arrivare altre grosse maree, alte maree, c'è il Mose, ci sarà il Mose a difendere questa città. È stata per troppo tempo dimenticata, abbandonata, sono stati rubati troppi soldi, 1 miliardo si sono intascati i ladroni del Mose, è un epilogo, diciamo, che ci impone anche di stendere un velo pietoso su quello che è accaduto, ma finalmente Venezia può sperare di essere salvata. Grazie al nostro direttore, proseguiamo il telegiornale tornando a parlare dell'epidemia di coronavirus con gli ultimi dati aggiornati alle 17 di oggi nel bollettino quotidiano dell'azienda 7 nuovi casi di positività nelle ultime ore nella nostra regione, 4 a Treviso, 1 a Venezia, 1 a Verona e 1 a Belluno. A lievitare soprattutto il numero delle persone che sono in isolamento, 1224, 2039 il numero totale dei decessi in Veneto dall'inizio della pandemia, nessuna vittima nelle ultime ore. Ed ora il tempo, perché nelle prossime ore è prevista allerta meteo, a cominciare già da questa sera. Le previsioni del centro funzionale della Protezione Civile del Veneto, che prevede possibili rovescio temporali con probabilità molto bassa di fenomeni per quanto riguarda la serata di oggi. Per la giornata di domani sabato invece è prevista una marcata instabilità con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio temporalesco, dapprima sulle zone alpine e prealpine, in estensione nel pomeriggio serata anche in pianura. Saranno possibili localmente fenomeni anche intensi con forti rovesci, grandinate e raffiche di vento anche in pianura e probabili su tutto il territorio regionale.
I cantieri per il rifacimento della piazzetta scoprono amianto che però nessuno porta via per lo smaltimento. Accade alle corti femminili di Viale San Marco a Mestre. La preoccupazione e la denuncia dei residenti, dei negozianti ed anche del vicepresidente della municipalità. Sentiamo. Io sono preoccupato innanzitutto per cosa sta succedendo in Viale San Marco. Già sto corona e anche sto problema dell'amianto, cioè, mi crea problemi anche sul mio lavoro e non credere che vado per appuntamento. Amianto a cielo aperto è ritrovato, per meglio dire scoperto, dai cantieri ora fermi e presenti da tempo alle corti femminili del quartiere Aretusa a Mestre. Respirare polvere di amianto è pericoloso per la salute, quanto leggiamo testualmente in uno dei tantissimi sacchi di amianto a cielo aperto, qui in mezzo a case, abitazioni, giardino dove la gente normalmente vive, lavora, abita e gioca. E una ditta specializzata recupera l'amianto, lo mette su questi sacchi che vedi tu, lo chiude e per 15 giorni circa, se volete vi accompagno a farvi vedere dov'era, lo collocano in piazzetta, all'interno della piazzetta, chiuso in questi sacchi. Io non so se fa male, bene no di certo. Quindi tutti questi sacchi chiusi al sole con questa temperatura. Probabilmente sono venuti a sapere che io e la vostra televisione facevamo una passeggiata uno di questi giorni e quindi da ieri a stamane l'hanno portato qua, l'hanno transenato e l'hanno coperto con questi nylon e cose. Qui la tensione è alle stelle perché la preoccupazione per il rischio e le ricadute sulla salute è chiara, come racconta la parrucchiera del Rione, avallando quanto detto dalla vicepresidente di Mestre Centro. È stato fermo 15 giorni, quei sacchi qua davanti tutti aperti. L'hanno tolto questa mattina perché fino a ieri c'era. Stamattina non ho trovato più i sacchi, ce ne stanno una 20, parecchi sacchi. Ma la nostra presenza con la telecamera intimorisce chi teme i cantieri subiscano un altro stop. Qui l'amianto l'abbiamo sempre respirato, ci sentiamo dire da animi più che esacerbati. È 50 anni che aspettiamo che fanno i lavori. Devo ringraziare solamente la giunta di Brugnaro, perché da 50 anni a sta parte non ha fatto un Io non sono qua per fare politica come la fanno tanti, io sono qua per tutelare la salute e la vivibilità del quartiere. Allora io dico, perché questi sacchi invece di essere spostati non sono stati trasportati? Torneremo a monitorare la situazione. Ancora una notizia di cronaca, principio di incendio in azienda di prodotti chimici industriali ieri sera poco prima delle 21 in via Borgo Pezzana a Mestre. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, accorsi con 2 autopompe, l'autobotte, un'autoscala e 14 operatori coadiuvati dal caposervizio, pompieri dotati di autorespiratori per accedere nei capannoni da dove fuoriusciva fumo. In breve hanno individuato l'origine dell'incendio di un muletto che è stato subito circoscritto. Il fumo prodotto ha completamente invaso i 2 capannoni aziendali. Il personale ha provveduto utilizzando degli eletroventilatori all'evacuazione dei fumi. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate con la completa reazione dei locali e la messa in sicurezza dell'azienda dopo circa 2 ore e mezza. Ed era questa l'ultima notizia da Venezia per oggi. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Triveneto verso un weekend in parte instabile con qualche break temporalesco. Il dettaglio di sabato 11 luglio. Sul Veneto pressione in calo, sarà dunque una giornata caratterizzata da una spiccata variabilità. Al mattino avremo acquazzoni sui monti, più sole invece altrove. Dal pomeriggio fenomeni in estensione anche al resto della nostra regione, alternati a spazi di asciutto e a temporanei rasserenamenti.
Temperature minime fino a 19 gradi, valori massimi compresi invece tra i 24 e i 33 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con inizialmente piogge solamente in montagna, ma col passare delle ore avremo precipitazioni anche altrove, alternate a parentesi più soleggiate. Temperature minime tra i 16 e i 18 gradi, massime sui 29-31 all'incirca. Infine poche novità anche sul Trentino Alto Adige, fenomeni temporaleschi diffusi, non mancheranno comunque locali spazi di sereno. Temperature minime sui 15-16 gradi, massime sui 24-25. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Ad accogliervi sarà Conegliano.